dritta fino adesso per rilevare il rupì. Vado lungo il sentiero per andare alla trincea Gioffre. Questa è tutta un'altra strada rispetto a quello che ho fatto con le mie amiche l'altra volta. Vedo che ci sono altre trincee lungo la strada. Non so se fa parte sempre del vallone degli aceri. Noi eravamo su quella lì, laggiù, adesso qua ce n'è un altro. Qua una serie di mini trincee, o sono crollate, non sono state messe a posto. Ma c'è un'altra postazione per le mitraglie, adesso mi avvicino. Qua si è mantenuta meglio la trincea. Questa è un'angolazione da un'altra parte, guardandomi indietro. Questo sempre guardando dietro. Qua si esce, se volete parlate dentro qua. Si prosegue. Pensavo fosse più piccola, invece prosegue.
suggestivo questa parte con tutto questo muschio. È diventata la casa del muschio. Chissà se c'era anche all'epoca quando c'erano gli uomini che sparavano. Da allora si era formato. Cosa servivano. Io proverei qua a usare, ci stiamo avvicinando alla ferrovia, quindi forse siamo già nelle Giofre, non lo so, vediamo, però io vorrei provare a usare l'incenso. Chiudo un attimo per preparare la postazione. Su questo fermo immagine molto suggestivo, che sembra un graduato col cappello, un signore di mezza età con la barba bianca e i baffi, voglio spiegarvi quello che verrà più avanti. Ho iniziato una sessione di metavisione con il fumo, accendendo anche una candela con una preghiera ai defunti. Il risultato, secondo me, e la Daniela, la mia socia del canale Esoteric Whisper of Gaia, è più pareidolia che altro. Pareidolia, peraltro, molto accentuata dal fumo, perché se vedete le immagini sulla roccia, sul muschio, già avete una bozza dei visi che poi il fumo andrà ad amplificare. Li ho lasciati perché comunque è molto suggestivo, ma secondo noi non è nulla di paranormale. Buona visione. Ho acceso la candela per i defunti e ho provato ad accendere l'incenso per vedere se si fanno vedere. Fatevi vedere, per favore. Non ci posso credere. Fatevi vedere, per favore. Il fumo dell'incenso. Mandate messaggi tramite il fumo degli incensi, per piacere.
Sta arrivando gente. Fatti andare via. Salve. Ho capito, cosa stai dicendo? Sto solo... No, tranquilla. No, no. Ci vuole ogni tanto. Capisco. Vada. Vada pure, tranquilla. Perché io mi sto portando dietro una colpa Non preoccupare. della giovane. Non è un problema. Non importa. Non importa. Ormai è fatta. Ok. Quello che è fatto è fatto. Fatevi vedere nella luce, nel fuoco, nel fumo. Non sono neanche capace più di parlare. Fatemi vedere nel fumo.
Vai su dritto per piacere, perché altrimenti non riesco a vederti. Fatelo andare su dritto. Dritto, non a destra. Dritto, su. Per favore. Fatevi vedere nel fumo. Per favore, dritto, su. Non seguite il vento. Create voi la direzione. Grazie. Grazie. Dritto, su, per piacere. Grazie. Fate più fuoco potete, più fumo che potete. Grazie. Fatevi vedere come eravate. Eh, ok, questo fatto è fatto, questo lo lascio per voi, eh, perché è un buon profumo, sicuramente vi aiuterà. Grazie.